Grazie. Buonasera a tutti, bentrovati. Forte, fortissimo l'applauso di Orosei. Grazie per essere qui, grazie davvero. Un incontro che nel cuore dell'estate si affaccia ancora una volta nei cuori delle persone che amano la cultura popolare, le tradizioni. Ci troviamo in questo centro meraviglioso che si affaccia sul mare, questo golfo che ha visto arrivare parte di una storia che gli abitanti di questa comunità hanno saputo conservare, divulgare, valorizzare, tramandare, soprattutto attraverso le esperienze che stasera
trasmetteremo anche in diretta attraverso Sardegna Live, ma che vivremo con le emozioni da condividere di una piazza che si è riunita per onorare ancora una volta Santu Jaku. E il primo applauso lo vorrei rivolgere ai Giuntos, questa formazione meravigliosa di artisti che tra poco presenteremo, che nel segno dell'unione, Giuntos, uniti, lo stare insieme, condividono la passione per la musica con questi richiami del tradizionale, ma che hanno anche queste sonorità senza tempo. San Giacomo, la chiesa, una citazione del Lorenz che è stato qui e ha descritto: c'è una chiesa con una grande facciata in falso barocco sopra una grande, ondeggiante massa di scalini e di lato una fantastica confusione di forme rotondeggianti con un disordine di tetti rotondi di tegole. E questa è la chiesa di San Giacomo, una comunità che si ritrova nelle diverse occasioni quando c'è qualcuno da onorare, ma che a questa festa tiene davvero in maniera particolare. E c'è una formazione che ha pensato di dedicare il nome del proprio progetto a Santu Jaku, e sono gli amici che mi circondano e che adesso si uniscono. Fanno parte di un'associazione culturale, il gruppo folk Santu Jaku di Orosei. Un applauso forte per gli amici di Orosei. Apriranno nel segno di una danza su Dillu questo nostro incontro e lo faranno con quel ritmo scandito da voci importanti, anche loro insieme da diverso tempo, per fare ricerca, per conservare, per far amare ancora di più il sentimento di questa comunità, il tenore Osana di Orosei. Applauso. A Sinvi tu mancare non podia, vengo a ti salutare cara gente. Ringrazio chi sos poeticos pannos hanno vider felices a cantanno.
la mia esiti vortas, non timmar de niente in questo istante. Imbarata sospeder de un'artura, chin detenta te godi sa bellesa. Dilluru, 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 doi, dillu, dillu, dilluru, doi, dilluru, 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 doi, dillu, dillu, dilluru, doi, imbarata sospeder de un'artura, chin detenta te godi sa bellesa. Imbarata sospeder de un'artura, chin detenta te godi sa bellesa. O rose i sosanno ser mantesa, commenta una divina creatura. Dillo, 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 doi, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi. Mare pulito e bianco giarinile, scuator dai ghini perose pinos, passi alle d'ortalisas e giardinor, dilluru, dillu e dilluru doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dilluru, dilluru, dilluru doi, dillu, dillu, dilluru doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi. Gigo din succimento e sosa avrile, gesin zenio de soso roseinos, dilluru, dillu e dilluru doi, dilluru, dillu e dilluru doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dilluru, dilluru, dilluru doi, dillu, dillu, dilluru doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi. Como comprendo s'anima che impianto, quando i partinde giuspirai dizzosa, quando i partinde giuspirai dizzosa, dilluru, dillu e dilluru doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dilluru, dilluru, dilluru doi, dillu, dillu, dilluru doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi. Imbarata sospeder de un'artura, chin detenta te godi sa bellesa, dilluru, dillu e dilluru doi, dilluru, dillu e dilluru doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dilluru, dilluru, dilluru doi, dillu, dillu, dilluru doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi. Imbarata sospeder de un'artura, chin detenta te godi sa bellesa, o rose i sosanno ser mantesa, commenta una divina creatura. Dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dillo, dillo, dillo doi, dilluru, dilluru, dilluru doi, dillu, dillu, dilluru doi, dillo, dillo,
Tenore Osana di Orosei, li ritroveremo anche più tardi. L'applauso bellissimo per questa arte che loro hanno prodotto sul palco. Gli amici del gruppo folk Santuyaku di Orosei. Una bellissima apertura del nostro incontro. Potete ovviamente regalarci ancora una visione di voi, dello spettacolo che ci offrite attraverso questa prima danza, ma uno di voi si è staccato dal gruppo perché ci regalerà ovviamente adesso il motivo che accompagnerà il secondo intervento che avete in programma. A te spetta il compito di presentarci chi lo accompagnerà, ma anche il ballo che avete scelto per noi. Ci accompagnerà Giuseppe Cabiddu e faremo su Ballo Brinco. Con l'armonica a bocca, vedo, e quindi siamo pronti per regalarci un'altra suggestione. Li vedo sudati, li vedo affaticati, ma la passione fa passare tutto, stanchezza e caldo. E quindi un applauso per gli amici del gruppo folk Santuyaku di Orosei.
Che spettacolo! Grazie a Giuseppe Cabiddu e grazie agli amici del gruppo folk Sant'Uiacu. Ho visto anche la sorpresa finale. Potete fare un passo in avanti perché siete usciti all'improvviso dal mazzo di fiori. Tu come ti chiami? Giacomo. Ma io lo so chi sei tu. Sei quello che dopo suonerà e che quando suona rallegra tutta la festa, giusto? E tu come ti chiami? Nicole. Nicole. Allora, Giacomo e Nicole, devo dire una cosa con la vostra complicità. Noi stiamo trasmettendo tutto in diretta, no? Su Sardegna Live, ma mi riferisco ai tantissimi amici, turisti, visitatori, viaggiatori dell'estate. Potete anche comunicare a chi è lontano da qua, ai vostri parenti, che possono guardare attraverso la pagina Facebook di Sardegna Live quello che sta accadendo qua. Fra poco inquadreremo anche voi e quindi faremo questa condivisione allargata. E mi riferisco a chi ci guarda, potete lasciare un messaggio, un saluto, un commento, tutto quello che volete e noi fra un po' daremo lettura anche alle vostre impressioni. Va bene? Potete tornare nel gruppo anche perché vi congediamo, come sempre accade, con l'applauso di tutti. Gruppo folk Sant'Uiacu di Orosei. E grazie davvero, tenore Osana, Giuseppe. Questi sono i complici di questa passione che i gruppi ovviamente animano attraverso le danze. Ed è arrivato il momento di un altro amico che darà, diciamo, forza al suono che accompagnerà la prossima suggestione. Anzi, gli facciamo subito un applauso perché è uno dei musicisti più apprezzati di Sardegna e arriva da un centro qua vicino, da Irgoli, Lorenzo Chessa. E sarà lui ad introdurre e ad accompagnare amici che arrivano da una delle città più importanti invece della nostra regione, Olbia. 1978, la festa di San Simplicio e la voglia di restituire alla città le parti di un abbigliamento tradizionale fino a quel momento messo a riposo in quelle cassapanche, in quei ricordi degli anziani che hanno favorito la ricerca degli amici di Olbia e che da quel momento rappresentano non solo la Gallura, ma tutta la Sardegna ovunque con le danze e la loro vivacità tipiche di quel territorio. E allora li accompagniamo con un bel applauso, gli amici del gruppo folk olbiese, eccoli qua. Sì, mi volevate far tacere, ma non ci riuscirete perché io parlerò fino alla fine. Dicevo, un ingresso delicato, quello degli amici del gruppo folk di Olbia, ma non lasciatevi ingannare perché adesso con danza e fioridu ci restituiranno tanta energia. Un applauso al gruppo folk olbiese.
Vieni Diego, vieni con me. Allora, questi grandi di applausi non ne hanno bisogno perché vedo che se lo sono già conquistato
e come si deve da parte di tutta la piazza di Orosei. Però tu, siccome sei simpatico e noi siamo amici da tanto tempo, te lo faccio fare un bel applauso. Diego Di Olbi, anche lui. Dovete sapere che noi ci siamo conosciuti sul palco di San Simplicio qualche tempo fa, ti ricordi? Tu eri molto più piccolo, però a un certo punto io ho detto: Lorenzo, mi suoni un attimo un pezzo di ballo, e tu sei partito da solo e da solo hai fatto quanto tutto il gruppo folk. Te lo ricordi? Glielo chiedo a Lorenzo di farmi 2 note, mi fai un pezzettino di ballo come si deve? Ti faccio fare prima l'applauso, l'applauso di tutti. No. Non se la sente. Andate a cercarvi su internet il ballo di Diego e vi divertirete. Vieni qua, non importa, se non se la sente no. Facciamo una cosa però, Diego. Secondo me non esiste che un gruppo della Gallura salga su un palco e non ci faccia vivere, almeno per un secondo, lo Scottis, che è il ballo degli Stazzi. È il ballo gallurese per eccellenza. Proviamo a farglielo ballare? Lo vuoi dire tu, lo Scottis? Lo Scottis. Ecco, lo Scottis, gruppo folk olbiese.
L'eleganza di questo ballo è superba, però devo dire che tantissimo si deve a colui che accompagna queste danze, perché accende davvero l'entusiasmo in maniera particolare. Quindi un applauso al gruppo Folcolbiese e un applauso a Lorenzo Chessa. Grazie davvero. Possiamo uscire su questo bellissimo applauso che gli amici di Orosei hanno voluto dedicarvi a più riprese a scena aperta durante questo incontro. E noi adesso al centro del palco troveremo interpreti di una tradizione che nasce dall'ascolto di quei cantori che hanno animato il mondo delle confraternite e del canto a tenore di questa comunità. E questa fortuna loro hanno saputo valorizzarla sia per la bellezza delle loro voci, per l'impasto che caratterizza l'insieme delle stesse, sia anche per la scelta poetica di cui sono interpreti da sempre. Che ne dite? Mettiamo i microfoni al centro del palco o vengo io a prenderli, ragazzi? Vi prego di non lasciarmi da solo. Intanto facciamo un bel applauso al concordo e tenore di Orosei. Eccoli qua. Fate in fretta, ragazzi. Io voglio ritmo in questa serata perché abbiamo tantissime cose belle da presentare. E loro, dentro il loro continuo viaggiare, possiamo venire un pochino più avanti perché dietro di voi adesso vi raggiungerà il gruppo, quindi sarà intorno a voi. Nel vostro continuo viaggiare avete continuato non solo a maturare esperienza, ma anche a trasferire la bellezza del canto a tenore e del canto a concordo, di cui appunto siete interpreti, non tralasciando quelle contaminazioni, quegli incontri, quelle mescolanze che arricchiscono la nostra cultura e la cultura degli altri. E c'è una frase che io ho carpito da una vostra intervista dove dite: la nostra cultura è una ricchezza che se non è condivisa con il mondo non conquisterà mai lo spazio che merita. E questa è la verità. E allora facciamo una cosa, io vi lascio cantare, ma pian piano dietro di voi arriveranno altri amici che poi accompagnerete nella seconda parte. Concordo e tenore di Orosei. María, plena de gracia, su Señor es quintecos, benedicta
laudemus prosue proso. Deus ti salve Maria, plena de gracia, su Señor es quien te
Davvero più forte e più bello l'applauso per questi interpreti di una tradizione meravigliosa, portatori sani di valori belli. Domani mattina loro intraprenderanno un altro dei loro viaggi che li condurrà verso l'Austria e quindi da quelle parti avrete modo di depositare ancora una volta la bellezza del vostro canto. Ma credo che adesso abbiate il piacere di accompagnare un ballo, quindi vi dobbiamo trasferire nei piani alti del nostro palcoscenico perché nel frattempo ci hanno raggiunto altri amici di un'altra associazione culturale, di un'altra formazione di Orosei, che dà il nome alla chiesa della Santa Croce, che è anche sede di una delle 3 confraternite di Orosei. E ovviamente parlo degli amici del gruppo folk Santa Ruga. Un applauso forte, eccoli qui. 1976, l'anno di nascita, e hanno già festeggiato il 40ennale proprio in questa piazza, proprio su questo palco, e stasera tornano per onorare un invito. Non lo abbiamo detto fino ad ora, ma vorrei che questo, che è un po' il momento centrale della serata, fosse dedicato proprio a loro, ai ragazzi e alle ragazze che sono nati e nate nel 1989. Sono i Fedales di quell'anno che hanno organizzato tutte queste giornate di festa. Quindi un applauso forte per gli amici organizzatori anche di questa serata e non solo, di tutta la festa di Sant'Ujaku. Ballo che eseguono subito è Ballubrincu e dopo ci sarà un altro amico che accompagnerà un'altra danza, ma la presenteremo tra poco. Per ora sono le voci del concordo e tenore di Orosei ad accompagnare il gruppo folk Santa Ruga di Orosei. Violer de campana, piorus torros, y panna de narciso, de narciso. Violer de campana, piorus torros, violer de campana, que panna de narciso, que panna de narciso, como de cantar, pero pero Zanapo, Brisca, como de cantar, pero Zanapo, pero Zanapo, los aquí ser de Venus, ora quina, quino servincio, quino servincio, y te lo reencarnada, esparguenza, ora aquí ser de Venus, quino servincio, violer de campana, chi buona donna,
che bonare Zumo delle cantare de los annapoleres de los annapoleres fresca vista y te los incarnados sempre bella e te veo nelle campane che bonare Zumo delle cantare retratar la vida, retratar la vida, como de la cantar, de los annapoleres, fresca, fresca, y te lo Ispargen de campana por gusto, pioner de campana por gusto, que poner en la tierra y es un modo de cantar el piano, pero son la Frisca, Rosa chi non si violer de campana più gustosos che Concordo e tenore di Orosei, grazie davvero per la bellezza del vostro canto e ovviamente voi avete ancora una volta sprigionato la bellezza che invece c'è in voi e che questa danza davvero esprime, ma ci regalano anche un secondo momento, questa volta accompagnato da Giampaolo Piredda e sarà l'organetto a dettare i ritmi e i tempi della danza, che è il ballo che vanno ad eseguire gli amici del gruppo folk Santa Rughe, ai quali facciamo ancora un bel applauso.
Grazie. Vi chiedo di stare così, di fare solo un passo indietro, appena appena, ma di stare in mia compagnia in questo momento. Intanto grazie per aver accolto l'invito degli amici dell'89 che hanno voluto veramente rinforzare questo incontro con le presenze di questa comunità che, come vedete, ha tanto da esprimere, e ovviamente chiamando dentro questo incontro anche amici di altre formazioni, di altri paesi, che così hanno modo di mescolare colori, suoni, suggestioni. Davvero una festa molto bella. Del resto Orosei sa riunirsi e stringersi nei momenti di grande festa come quella che stiamo vivendo questa sera, ma sa unirsi e stringersi anche nei momenti di grande dolore di questa comunità. Ce n'è stato uno in tempi recenti che ha commosso proprio tutti. Un bambino, un mese di vita, è venuto a mancare. Gli amici del comitato volevano fortemente che in questa serata ci fosse un momento delicato e di pensiero rivolto come un grande atto d'amore al ricordo del piccolo Dario. Noi siamo, usiamo questa parola grossa, artisti. Siamo coloro che le emozioni in qualche modo le accompagnano, le catturano, cercano di veicolarle con il proprio operato. C'è una canzone che io non faccio quasi mai, ma che in questa circostanza mi sembra particolarmente bella, perché ha per titolo Semus Chelos, cioè siamo cielo, siamo quello che continua ad essere dentro di noi quando il ricordo non smette di ricordarci che è bello vivere, che è bello aver vissuto di un'emozione così grande, anche quando questa emozione va via. La vogliamo dedicare in questo momento a tutti quanti. Semus Chelos. Si su sole non si studa quando si mori sa die. E mi torra sa muda e nuda in sa manu sa fie. I te schises narami chie. Sabba prosar laras mare de unda salías. Si mi sorbes que saquera fogo de framas famidas. Kirkende
esas nubes, esas raras que ya las manas abertas pro mia, di ser solo tu en donde adesos que dormios, supra donzi notte, supra donzi. Grazie, grazie soprattutto agli amici del gruppo folk Santarughe che si congedano sull'applauso di tutta la piazza. Grazie davvero. Grazie a Giampaolo Piredda, grazie davvero, grazie di cuore. Allora, potete già vedere dei colori al lato del palco, tra poco quei colori saranno anche i colori delle loro voci, ma sono un po' anche quelle sfumature che arricchiscono quei dipinti che sui muri di Orgosolo ci restituiscono storie, memorie, racconti, anche lì suggestioni. E i murales sono veramente alcuni dei simboli di questa comunità che il Sopramonte protegge, che una storia millenaria ha saputo attraversare attraverso quelle presenze che sono diventate testimonianza di un canto, il più antico, di un ballo tra i più composti, più belli, e poi di un abito tradizionale che ovviamente in tanti hanno voluto ritrarre, fotografare. Rubare, perché è un'immagine che resta dentro, continua a viverti e che racconta sempre una Sardegna che a noi piace, la Sardegna di quella parte centrale del suo cuore che pulsa da sempre belle sensazioni. E con gli amici del tenore ci sono anche i componenti del gruppo folk Murales di Orgosolo. Un applauso forte, eccoli qui. Noi stasera canteremo e balleremo, vivremo davvero questa bellezza, la bellezza di un racconto che appartiene a tutti e che voi adesso attraverso le trame del canto in qualche modo racconterete per episodi, per temi e soprattutto per questi moduli che caratterizzano il vostro modo di cantare a tenore, che, lo diciamo così velocissimamente, non è quello di altre comunità, perché c'è anche in questo la forza della nostra terra, che nell'abito si differenzia a seconda dei diversi centri, così come nella lingua, così nel modo di cantare e di ballare. Insomma, la ricchezza dell'isola è anche questa. Voi stasera che cosa ci presenterete? Intanto vi saluteremo con 8 versi, con una ottava. Poi
canteremo una voce di ballo, così entrerà subito anche il gruppo a ballare e naturalmente eseguiremo l'inno sardo. A seconda faremo una boe l'estra e questa è una canzone che vogliamo dedicare a tutte le famiglie, soprattutto con lo stimolo di dare attenzione alla formazione delle persone, quindi all'educazione, zero dei stiu. In questo colloquio di un padre, e lo dico questo, lo vogliamo sottolineare perché è una terra così, l'educazione anche nostra quasi deputata a quelle che sono le mamme, le madri, però questo è un padre che ascolta le domande del figlio e poi infine dice, quando il figlio si addormenta, le sue belle parole di pace, dolci, e questo per noi fa parte dell'educazione, quasi una preghiera o una ninna nanna. Zero dei stiu, questo è il titolo. Infine termineremo con su ballo Saroda, sempre un ballo tundu animato dall'armonica a bocca. Di Franco Corrias, che poi saluteremo tra poco. Intanto il canto e il ballo, un fascino arcano senza tempo, quello di Orgosolo. Applauso. Salute prella dessa baronia, grazie al sonore chi Rosantu Iacuse in allegria, oro sei de marmo China tua er forte via, cade orde me dardono stia Salute prella dessa baronia, grazie al tesonore. Oh, grazie al tesonore di Rosantu Iacusese in allegria, oro sei de marmo. Oro sei de marmo. Sarai ghina tua er forte via, sarai ghina tua forte via, e me dar Kin Santu Iacu potente patrono, va che fruttare tonzi todo. Procura
procura de moderare, barone la tirannia, si non ho provvide mia, torra de sapinterra, torra de sapinterra. Chi era del già la guerra, chi era del già la guerra, contra de esa prepotencia e comienza sa pazienza in su popula mancare, in su popula mancare, su popula mancare. Comienza sa pazienza e comienza sa pazienza in su popula mancare. Barone la tirannia, procura de moderare, procura de moderare, cura de moderare. Custa populum de sora, distirpare sos abusos, a terra sos malos usos, a terra su disputismo, a terra però a terra, terra però a terra. Guerra egoísmo e guerra sos opresores, justos tirannor minores, es preciso humiliare, es preciso humiliare, preciso humiliare. Es preciso humiliare, barones la tirannia, procura de moderare, procura de moderare, cura de moderare. Contra Deo y su ogu, mira de guino el yogu, chissà cosa andà del vera, chissà cosa andà del vera, chissà cosa andà del vera. Mira de chissà erar mine tan atemporale, gente considerata male, ascolta desahoghi mia, ascolta desahoghi mia, ascolta desahoghi mia. Gente considerata male, ascolta desahoghi mia, procura de moderare, barones la tirannia, barones la tirannia, barones però barone. A mil comandamentos, tributos de pagamentos, que vaguen a su signore, que vaguen a su signore, vaguen a su signore. Bestiame lavore, in dinare in natura, e paga pro sa pastura, e paga pro tribagliare, e paga pro tribagliare, paga pro tribagliare. E paga pro sa pastura, e paga pro tribagliare, barone la tirannia, procura de moderare, procura de moderare, procura de moderare. Povero de salvidas, triballade, pro mantener in cittade tantos carros de instala, tantos carros de instala, tantos carros de instala. Grazie.
mi sezzo i su Giannile, i tevri scura, poi de una die tutto guerra e de insupportabile calura, er de scuro ammantadas a terra, solo su che lo side de steddadu e i supa potente de saltaserra. Su minoreddu capo esti schidau, sin deside in coa si mimbara, che anzone si chere Risezzi mi carina si ripara d'imbrazzor mio se a modo so che tu cosa domanda da e Babunara cale esiste tutto, Deo mile o cudu attesa tesu, chi lughe me de devete se no, chi lughe me de devete se no. Babunara mi babula sa intesu, in America come una cherdia, in vecino che salugano acceso, in vecino che salugano acceso. Abbi su monte come itadinie, Giochen de bacca, proloso e mazzone, scandalo orbides che giughe se a mia, scandalo orbides che giughe se a per berucchi bandido, so il ladrone, da in montena che si ne a furare, sorbo e sa serbe che so sanzone, serbo e serbe che so sanzone. Per veru che si incomo a passizzare, ma non si chi su narrera serrado, sosoio si su menzus preguntare, sosoio si menzus preguntare. Dormi di dormi visu tanto amato, Lughetti e te finza soschentano, si ste du bellu chi da separato, si ste du bellu chi da separato. E a pardes Americas ormanos, tesoro malor dies tu aquí e famini sufri male se affanno, famini sufri male se affanno. E dai salto monte zanatie, si non ferar giocende sar bellezas, tutto si incanto so donzi die, tutto si incanto so donzi die. Oh bandidos e ladros sempre accesas, a paz pregadorías que namore, jamben su malu vagresas ofesas, jamben su malu vagresas ofesas. Non mi capacizzare a su lugore,
de sosas trozas fadar de embesire, in camino de prata e de lentore, in camino de prata e de lentore. Dormi di viso, dormi a battire, a ti e milli sonor de incanto, e delusione su un istire, dormi coro e babbo amaduta. Grazie.
Murales, Orgosolo, ancora una volta lo spazio per l'incantesimo, per catturare davvero la bellezza dei loro colori, delle forme che caratterizzano il vestiario tradizionale, ma anche per godere della bellezza di un canto che ha accompagnato l'eleganza delle loro danze. Quindi un applauso per Orgosolo, grazie davvero. E col tenore salutiamo anche Franco Corrias, che ha voluto così suggerire i diversi passaggi con questo strumento che a Orgosolo si chiama satrumba ed è appunto così suggestivo come accompagnamento. Adesso noi troveremo due amici che in apertura abbiamo visto all'interno di una formazione, i Giuntos, insieme a Pierpaolo Piredda e a Gian Giacomo Rosu, e loro sono padre e figlio. Quindi questa esperienza familiare che si racconta, che comunica, e adesso li troveremo sul palco alle mie spalle, anzi dovrebbero già entrare, eccoli qui. Sono Angelo, che c'è? Scusate, vieni qua, vieni, perché sono in diretta, che c'è? Un annuncio, non si trova un... Che Dio ti benedica, me lo puoi dire fra un attimo? Ho detto, deve essere successo qualcosa di gravissimo. Fra poco me lo dite. Adesso presento il ballo e poi dopo entriamo nel racconto di questo annuncio che mi riferiranno bene. Però loro avranno il piacere di accompagnare la prima delle due danze che eseguirà per noi una formazione tra le più belle. Nasce nel 2006, torniamo a Orosei, e quindi l'applauso è per il gruppo folk Santa Maria e Mare. Applauso forte per loro. Patrizio e Angelo Mura avranno proprio il piacere di accompagnare subito un momento, e Santa Maria e Mare ci porta anche dentro un altro momento molto intenso di questa comunità, quando l'ultima domenica di maggio la processione che parte proprio da questa piazza verso il Cedrino, a un certo punto trova proprio nel percorso del fiume il passaggio processionale. Quindi la statua viene posta su una delle barche insieme ad altre barche, immaginate, molto abbellite dai fiori, da questi ricami, da queste composizioni che rendono tutto molto particolare. Arriva fino alla chiesa campestre di Santa Maria e Mare, che si trova nei pressi della foce, e lì ovviamente avviene un altro dei momenti dove la comunità si racconta e si ritrova. Che ballo eseguite adesso accompagnati da Angelo e Patrizio? Ballo Brinco. Ballo Brinco, e dopo passiamo al secondo momento. Intanto un applauso al gruppo folk Santa Maria e Mare di Orosei.
Ogni volta è un piacere assistere ad un'esibizione degli amici di Orosei. Qualunque associazione di questa comunità, devo dire, porta molto alto il nome della comunità a cui fa riferimento. In questo caso gli amici del gruppo folk Santa Maria e Mare. Davvero complimenti. Patrizio e Angelo hanno accompagnato il primo dei due balli. Intanto una piccola parentesi: Francesco Pud, un ragazzo di 17 anni, c'è un'emergenza ed è chiamato qua al lato del palco veramente nell'immediato. E poi invece vorrei fare un saluto a degli amici che ovviamente erano previsti per questa serata, sarebbero stati con noi con molto piacere, però ci stanno seguendo lo stesso, anche se sono lontani per una bella avventura, quella che è già cominciata qualche mese fa per il tenore su Rimedio di Orosei. Hanno partecipato a questo talent, dove ovviamente la vittoria ha accompagnato anche l'entusiasmo di tutti noi, e c'è addirittura questo viaggio che questa sera li ha portati all'arena di Wembley, quindi in Inghilterra, e auguriamo loro di vivere un'altra fantastica esperienza e gli facciamo un bel applauso da parte di tutta la comunità. Siete assenti giustificati, mi raccomando però, fatevi valere come sempre. E poi devo dire una cosa: voi ci avete regalato oggi l'apertura tra le più belle, con le vostre voci e con il vostro canto. Ovviamente tornano sul palco gli amici del tenore Osana, di Orosei. Da qualche decennio sono insieme, cantano, ve l'ho detto in apertura, per valorizzare tutti i moduli che la tradizione di Orosei ha servito ovviamente al loro ascolto e di cui si sono fatti interpreti veramente in ogni angolo, perché questo canto viaggia molto attraverso proprio il talento che loro riescono a rappresentare. Ma c'è un aspetto che mi ha molto affascinato del vostro percorso, ed è l'aver associato in tante occasioni il vostro canto a quei luoghi che ci riportano indietro nel tempo, a quella luce che riaffiora dai siti archeologici, non solo quelli nostri. Osana, tra l'altro, ci ricorda il passato di Orosei con un nuraghe, un pozzo nuragico poco distante dall'abitato, a cui appunto avete preso in prestito il nome, ma anche nei luoghi lontani dalla Sardegna voi avete avuto modo di cantare e incantare proprio laddove la civiltà è diventata storia e la storia è diventata per noi ricordo, esperienza, e quindi il vostro canto ha saputo riempire i silenzi del tempo. Un applauso al tenore Osana di Orosei. Saranno loro ad accompagnarvi adesso. Forse uno dei momenti più attesi è proprio su Turturinu, perché solo voi vi potete permettere di cantarlo e di ballarlo. Si dice il canto della tortora per la musicalità, quel ritmo che scandisce appunto la voce dei nostri interpreti. Guardate quanto è suggestivo questo momento su Turturinu. Non mi leas e non ti leo, non mi amas e non amo a ti. Non mi lea, non ti leo, non mi ama, non amo a ti, né tu e queres a mí, né a ti e quiero oye, né a ti e quiero oye, intecu, ne mire creo, ne manco que ne posue, libero, posue, cano sopra la città, non pese cerebro te, giro intra tu la cua, giura postura te, teruque tener morir, baeca ancorano es, y de rus
rústica y modesta, dice rústica y modesta, a una sobana honesta, especia tinto sue, especia tinto sue, una maestosa nue, assorbo la tua era, assorbo la tua nanchira al fatucchia, miraranto tutte, sotto Giavidani, ma io non quiero creer, y tú es prometeri, soromina sedame, promae, no mire a no mi ama, me tú es querida mía, no mi ama, me tú es querida mía, me a ti quiero yo. Grazie davvero, grazie di cuore. Orosei ancora una volta protagonista, ma non è l'ultima formazione. Tra poco abbiamo una sorpresa nel finale che vi piacerà assai. Intanto un saluto per Santa Maria e Mare e il tenore Osana. Allora, l'alternanza questa sera ha previsto, come avete avuto modo di accertare, questo gioco di rimandi e di ritorni. Orosei offriva, ma qualcuno che veniva da altre comunità rispondeva per mescolare insieme davvero il piacere di tutto quello che abbiamo visto e apprezzato fino a questo momento. E allora a questo punto ci sarà un'altra comunità, un altro paese ospite, quindi un altro modo di danzare, un altro vestiario tradizionale da ammirare. Parliamo di Macomer. Macomer è con la formazione che prende il nome da un nuraghe, quello di Santa Barbara, solenne monumento della remota antichità. Così lo ha definito il Wagner. Allora un applauso per gli amici del gruppo folk Santa Barbara di Macomer. Eccoli qui. Bentrovati a Orosei, capoluogo del Marghine. Macomer deve la sua storia a quella posizione così centrale nel cuore dell'isola, crocevia di popoli, di destini, uno dei centri davvero più importanti della nostra isola, che nonostante ha saputo investire nel tempo e nel futuro, ha saputo anche conservare attraverso, per esempio, associazioni come la loro, quel passato da raccontare ancora, in questo caso attraverso le danze. Lorenzo Chessa torna sul palco per accompagnarle, Passos Marghinesos e Dillaru, gruppo folk Santa Barbara di Macomer.
No, venite qua, che ve ne andate? Anche perché, insomma, ho visto tutti incantati dalla vostra presenza, dal vostro ingresso, e quindi sono molto contento di salutare lui, il signorino, si chiama Cristiano. E la signorina si chiama Serena, giusto? Come state? Bene, E tu? bene. Cristiano, ma io ti ho visto prima in regia, là con quelli di Sardegna Live. Eri tu che schiacciavi i bottoni e ci mandavi le immagini in onda? Di sì, tanto non lo sta nessuno. Eri tu? No, non riesce a dire bugie. Però era particolarmente affascinato da tutto quello che succedeva. Per cui per la durata di tutto questo incontro lui era in regia insieme ai nostri amici di Sardegna Live. Da grande vuoi fare il regista? No. No, niente, non ti faccio più domande, va bene così. Un applauso a Macomerri, il gruppo folk Santa Barbara, e a Lorenzo Chessa che li ha accompagnati. Grazie davvero, potete uscire sull'applauso ovviamente della piazza. Pian piano, Cristiano, tocca a te guidare la processione. Vai, tranquillo. È stata una serata fin qui molto bella, molto piena di ritmo. I Fedales del 1989 sono molto contenti della vostra risposta, dell'accoglienza che avete riservato proprio a tutte le espressioni che si sono alternate, e tra poco loro saranno sul palco con noi. Intanto alle mie spalle prepariamo già il momento che ci accompagna verso il finale. Ho promesso ai miei amici qua alla sinistra del palco che tra poco sarei andato a mangiare un buon panino di quelli fatti bene, come si deve. Mi ha detto lui, ogni tanto ricordalo. Ma avete mandato tutto il profumo durante lo spettacolo, adesso mi avete fatto venire fame. Quindi tra poco arriviamo tutti da voi, state attenti. Detto questo, volevo anche ringraziare gli amici del Central Bar qua al lato, perché ci sono stati particolarmente utili anche per la nostra diretta. E che cosa succede adesso? Succede che abbiamo lasciato uno spazio di fronte a noi per riempirlo di voi. Vi inviteremo a ballare e abbiamo chiamato a raccolta 2 musicisti del futuro, perché loro sono veramente giovani, anzi giovanissimi. Uno ha 13 anni e l'altro di anni ne ha 14, ma vi stupiranno per la fantasia che riescono a creare con la loro musica e con il loro talento in erba, ma che promette molto molto bene. Anzi, inviterei già ad entrare qua sul palco Giacomo Vardeu e Alessandro Saba. Un applauso forte per tutti e due. Adesso si posizionano, come potete vedere. Li abbiamo messi insieme sul palco per questo sottofinale, ma in realtà ognuno suona per sé. E quando uno finirà di suonare, continuerà l'altro, perché questo momento dei balli in piazza abbiamo voluto affidarli a loro. Come vedete, anche già la sicurezza, la postura promette molto bene. Quello che abbiamo di sicuro imparato questa sera è che Orosei non ha tempo per annoiarsi, ha tanta voglia di associarsi, e quello che ci è piaciuto di più è che tutte le associazioni, pur operando ognuna per sé stessa, quando si tratta di comunicare, di stare insieme, di regalare serate come queste, riescono veramente a ricreare quell'armonia che fa crescere e bene un'intera comunità. Per cui vorrei un applauso per tutte le associazioni di Orosei che si sono alternate su questo palco stasera. Allora, Alessandro, chi deve iniziare dei due? Vi siete già messi d'accordo? E quindi? Inizio io. Inizi tu, e quindi regalerai un po' di danze tu, e poi continuerà Giacomo, e vedremo se in piazza risponderanno al nostro invito di ballare, e ballare tanto per noi. Va bene? Alessandro Saba, Giacomo Vardeu.
Alessandro e Giacomo, complimenti davvero. State lì perché se avete voglia di farvi un altro ballo, noi siamo qua apposta per servirvelo, o avete finito il repertorio? Giacomo, si può andare avanti? Sì. Sicuro? Sì. Ma vuoi intanto salutare un po' i presenti, visto che ogni tanto ti lasci andare anche con la parola? Grazie, grazie. Grazie a tutti. Ah, grazie a tutti, così. Alessandro, ti vuoi salutare? Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti, va bene. Allora, noi adesso vedo qua Andrea al lato del palco, stiamo aspettando alcuni componenti, tutti non potranno esserci perché sono impegnati nelle diverse mansioni organizzative, ma ci facciamo... Ma insieme avete mai suonato voi due? Mai? Mai. Ci proviamo a fare una cosa improvvisandola, piccolina, di 2 minuti. Ci proviamo? Perché così vediamo, a volte le cose nascono così, come i fiori spontanei, e nel frattempo abbiamo alcuni componenti del comitato che vengono sul palco a salutarvi insieme a noi. Giochiamoci un po', un pezzettino di ballubrinco, un altro ballo, quello che volete voi, va bene? Dimmi. No, non va bene. Le cose si provano, soprattutto quando sei sul palco. Allora, hanno deciso di provare, non gliene frega niente se non lo provano. Qui fra di noi un pezzettino di Passo e Trese. Applauso Giacomo e Alessandro.
Ma veramente vi devo dire che è stata, nonostante fosse un'improvvisata, veramente molto gradita, ma anche molto ben riuscita. Ma tu come hai imparato a suonare l'organetto? Quindi con Carlo Boeddu e poi con Giampaolo Piredda. Quindi Carlo Boeddu, Carlo Boeddu, Giampaolo Piredda e poi un po' del tuo. Sì. Perfetto. E tu hai avuto gli stessi maestri o hai cambiato? Io solo con Carlo Boeddu. Con Carlo Boeddu. Insomma, Carlo si è dato da fare qua, ha seminato molto bene. Facciamo davvero un applauso meraviglioso. Giacomo e Alessandro ci hanno regalato il migliore dei finali. Aspetta lì, tieni i suoni in caldo perché devo far entrare gli amici del comitato. Quelli che ci sono già cominciano a entrare e facciamo loro un bel applauso. I Fedales del 1989, eccoli qui. Alcuni non possono essere sul palco perché stanno lavorando per noi, ma alcuni sono con noi e vogliamo fare loro un bellissimo applauso. Hanno organizzato questa festa di San Giacomo, Sant'Iacu 2019. Con loro ringraziamo anche la SVL Service di Tortolì, che ovviamente è chi ci dà luce, ha amplificato i suoni, tutto lo staff di Sardegna Live. Tra poco rivedremo nel finale le immagini di Orosei, però con loro davvero venite avanti, venite vicino ai vostri giovani, perché ci fa davvero piacere con voi salutare tutta la comunità di Orosei che ci è stata vicina, ma anche tutti coloro che hanno risposto al nostro invito, che hanno scelto questo territorio per passare le vacanze e che stasera hanno goduto del grande spettacolo che avete organizzato per loro. Non ci siamo tutti, ma la vostra rappresentanza ci serve già per salutarvi e ringraziarvi davvero di cuore. Grazie a questi giovani di Orosei e in bocca al lupo a quelli del 90 che, se non sbaglio, avranno fra poco il compito di raccogliere il testimone, quindi da domani toccherà a loro. Allora facciamo così, Giacomo e Alessandro, ci regalate un momentino finale, va bene? Uno tu e uno lui e poi immagini di Orosei e andiamo tutti a dormire. Grazie di tutto e viva Orosei e viva la Sardegna!